Come d'obbligo il lancio di una campagna elettorale avviene tra le mura amiche che, in questo caso, sono quelle del Teatro Remondini, pieno di fan per lanciare la volata alla corsa per la poltrona di primo cittadino di Angelo Vernillo. Clima caldo, giacca spesso tolta e maniche arrotolate per l'assessore uscente alla sicurezza che si gioca le sue carte dopo la rinuncia a ricandidarsi come sindaco di Poletto, che sarà comunque a capo della sua lista. Assieme a Poletto altri sindaci emeriti, da Gianni Tasca a Stefano Cimatti fino a Pietro Fabris. Nel caso di Fabris, essenza stessa dell'antica democrazia cristiana del Biancoveneto, si tratta di un endorsement non scontato nella corsa alla ricerca del voto moderato determinante a Bassano. C'erano poi gli altri pezzi forti della giunta, a cominciare dal vice sindaco Campagnolo, anche lui in corsa di fianco a Vernillo, che ha ricordato quanto siano insidiose le fake news e le narrazioni costruite dalla politica. Già, anche nella Milano manzoniana del Seicento, soggiogata dalla peste, circolano fake news. A gogo su chi siano gli untori che propagano il terribile morbo, scatenando una vera e propria psicosi di massa e una caccia all'uomo in cui anche il buon Renzo, scambiato per un untore, rischia il linciaggio. La battaglia elettorale è cominciata. Dopo la passeggiata con Zaia e la Lega in centro a favore di Elena Pavan, Vernillo ha giocato la carta più raccolta del teatro, prima di riportarsi in piazza.